Questa è la cantina di Pipino e Broccale, una cantina costruita negli anni 50 e utilizzata per la salatura e la stagionatura del formaggio fino a metà degli anni 80, almeno così è possibile ricostruire dalle voci delle persone che hanno lavorato qui, che in questi giorni sono venuti a visitare la mostra e a rivedere questo posto. È stata, come tanti edifici bitti colpiti dall'alluvione, è possibile vedere ancora i segni qui di cosa c'era dentro, di cosa abbiamo dovuto fare per ripristinarla. È stata una scelta scenografica quella di tenere il fango e i pavimenti ancora umidi. La provincia eclettica è un lavoro sul territorio di Bitti, dell'abitato, dell'area circostante, ma vuole essere un ragionamento più ampio sull'utilizzo del territorio in tutta la Sardegna, che ha delle problematiche comuni, e un discorso più universale su problematiche che colpiscono tutta la provincia italiana, che ha dei caratteri simili. Il lavoro si divide in diversi blocchi, vorrebbe analizzare l'architettura, vorrebbe analizzare lo scenario urbano attraverso dei notturni, questi notturni che servono per vedere luoghi conosciuti, per far vedere dei luoghi conosciuti con un'ottica diversa, far esercitare le persone a riconoscere nuovamente i propri luoghi, che hanno poi delle sembianze simili a quelle di tanti altri posti nel mondo, tant'è che alcuni di questi scatti potrebbero essere collocati nello spazio a migliaia di chilometri di distanza da qui. Questa parte del lavoro è l'attualità con cui non ci stiamo confrontando oggi, nel senso che il nostro territorio sta ricoprendo di pali, ferro, acciaio, tralicci, così come un tempo si ricopriva di croci, ma ci sono dei nuovi problemi da affrontare su cui forse avremmo dovuto ragionare meglio e su cui dovremmo ragionare meglio, perché questo sta accadendo in tempo reale.